Il sogno può diventare realtà. Parte dalla Save, quindi da Venezia, la proposta di un sistema aeroportuale del nord-est che diventi una realtà unica, capace di attrarre un numero enorme di passeggeri, anche solo in transito, con la realtà di Tessera a spingere sull'acceleratore di questo disegno unitario che passerebbe per Verona, Venezia, Trieste e Lubiana. Un coro, direi unanime, di condivisione del disegno strategico di Save e di mettere insieme gli aeroporti del nord-est. Sarebbe una grande dimostrazione di capacità di lavoro, di fare squadra. Nelle scorse settimane si era parlato dell'interessamento di investitori stranieri, tedeschi in particolare, ad acquisire quote di Save. Ho visto tanti giochini finanziari in quest'ultimo periodo che hanno anche rischiato di mettere a repentaglio la solidità, la continuità di questo percorso. L'auspicio è che Save rimanga italiana, anzi che venga percepita come un valore aggiunto per il territorio, al quale può dare occupazione, tasse, investimenti, maggiore attività per alberghi e ristoranti. Mantenere il cervello di un'azienda come Save nel nostro territorio, gestita da imprenditori veneti, significa avere qui una crescita del management, avere una crescita degli investimenti, sviluppare collegamenti intercontinentali che magari essendo la filiale o l'aeroporto di un altro grande hub non ci sarebbe interesse a fare. Prosegue proficua anche la collaborazione tra Verona e Venezia dopo le voci di un possibile scambio azionario. Il rapporto con Verona sta andando avanti molto bene, i nostri dirigenti, le nostre squadre stanno lavorando insieme all'aeroporto stesso in un clima di grande cordialità, di grande collaborazione. Intanto a Venezia l'Italia lancia il primo volo intercontinentale diretto che non parte da Roma a Milano. Venezia-Tokyo, 13 ore, 550 euro, 40.000 passeggeri attesi ogni anno, l'80% dei quali saranno giapponesi pronti a decollare per l'Italia. Venezia come gate, come porta d'Oriente, apriamo per la prima volta un collegamento intercontinentale che non sia su Roma o su Milano Malpensa. Ma questo per i passeggeri giapponesi, sia che viaggiano sia per motivi di business che di turismo, è effettivamente, noi pensiamo, un grande vantaggio.